prestare attenzione perché adesso scendiamo al primo belvedere da cui avremo una visuale splendida sul tagliamento. Bene, intanto che siamo sulla stretta di Pinzano, di là c'è il Monte di Ragogna che è stata sede di una delle battaglie più feroci durante la ritirata di Caporetto. Quindi scendiamo, una larghezza, un'ampiezza del letto quasi di 3 km, quindi non è solo quello che vediamo qui oggi, ma dovete pensare che ha plasmato praticamente tutta la parte, diciamo, della destra idrografica, questa parte di qua fino a Spilimbergo, mentre sulla sinistra orografica si ritrovava questo accumulo di detriti che ha sì scavato negli anni, ma effettivamente il dislivello è rimasto. Quello che oggi non posso farvi vedere sono le scogliere di Aunedis, le vedete laggiù in mezzo alla bruma, sono bellissime, è una stratigrafia stupenda, è un geossito e lì mi perdo solo a guardare perché è di una bellezza e soprattutto spiega in maniera esplicita, facile, comprensibile a chiunque quella che è stata la morfologia del fiume Tagliamento, perché il Tagliamento fino a 12.000 anni fa mica passava di qua. Si è praticamente preso possesso dell'ex alveo dell'Arzino trasformandolo nel proprio, e la stratigrafia, che è appunto quella che vi dicevo giù delle scogliere di Aunedis, lo mostrano chiaramente, come qui prima passasse solo l'Arzino, invece adesso passa anche il Tagliamento che ha portato tutte queste ghiaie che vedete, perché l'Arzino, non avendo un bacino idrico così imponente, perché praticamente sbuca a 40 km da qua, non aveva potuto plasmare il territorio, ci ha pensato il Tagliamento, e vedete, insomma, è abbastanza evidente di come si sia portato via gran parte delle sponde sulla destra, ma abbia a sua volta depositato un sacco di materiale che ha trasportato da tutta la Carnia praticamente, e se ci mettiamo dentro anche il Fella, pure le Alpi Giulie hanno contribuito a formare le ghiaie che vedremo adesso da vicino. Farvi notare è che qui le due sponde sono distanti solo 300 metri, quindi pensate alla quantità di acqua che passa e soprattutto quando nel 66 con la famosa piena importata è quasi triplicata e ovviamente, essendo già parzialmente anche qua lavorato con campi, pioppeti e via dicendo, il Tagliamento in quell'anno lì non ha potuto espandersi fin dove sarebbe stato invece nella sua anima. Oggi si sta cercando di riparare a questi danni, quindi la famosa diga di Pinzano è stata stralciata dal piano di regimentazione del Tagliamento, per fortuna, perché non avrebbe risolto il problema. Si sta invece pensando proprio di riadibire tutte le zone golenali, quindi anche se piantumate, anche se coltivate, anche se hanno avuto destinazioni d'uso diverse, quindi antropologiche, quindi utili all'uomo, si pensa di renderle allagabili all'occorrenza. Scendiamo qua sotto dove c'era la casa del traghettatore, praticamente su un pianoro rialzato che è stato spianato comunque dall'uomo, perché in realtà si collegava a quello che avete appena sceso, cioè era praticamente un versante unico. Però dovete pensare che il Tagliamento arrivava fin qua sotto, nei tempi in cui il traghetto era operativo. Il traghetto è stato operativo fino al 1906, quindi l'altro ieri in pratica, quando è stato costruito il primo ponte. E il traghettatore abitava qua, aveva la casina a sua disposizione, gli veniva data in un pseudo affitto, si parla di un affitto a una cifra convenuta, ancora quando i Savorgnan erano proprietari della zona. Di là c'erano i signori di Ragogna, di qua c'erano i Savorgnan, quindi i Savorgnan avevano predisposto questo punto focale nevralgico per il passaggio del Tagliamento. Ovviamente 300 metri piuttosto che 3 km fa la differenza. In più da qua passavano un sacco di vie, passavano di là, passavano di qua, di là arrivava la strada da Aquileia, di qua arrivava la strada da Concordia Sagittaria, per cui chi voleva proseguire, che magari stava arrivando da Aquileia tipo Venanzio Fortunato nel 575, è arrivato a Ragogna, ha dormito a Ragogna aspettando che poi al mattino il traghetto si rendesse disponibile per l'attraversamento, ha attraversato e poi ha proseguito verso Tours, che è in Francia, che era la meta del suo pellegrinaggio. Praticamente era un vescovo che ogni tanto prendeva e partiva per un pellegrinaggio di quelli tosti,
nel 575 d.C., insomma, intraprendere questi viaggi così importanti non era sicuramente una cosa da fare in allegria. Però appunto dicevo, il traghettatore si era insediato qua, aveva preso possesso di questa casa che gli era stata costruita apposta. Nel piano inferiore molto probabilmente c'era addirittura la moglie o uno dei figli o figlie che distribuivano viveri, perché il traghetto passava 2 volte al giorno, quindi o lo becchi o aspetti. Molto probabilmente, sempre il bibliotecario che mi era fornito queste informazioni tendenziose, di sopra c'erano anche delle brande, che quindi chi arrivava troppo tardi, anche di sera, poteva eventualmente addirittura alloggiare. Il traghetto funzionava ovviamente solo se c'era acqua. In mancanza di acqua venivano allestite delle passerelle in legno che potessero permettere al mercante soprattutto di attraversare comunque il Greto con carri tirati da cavalli o da buoi, che ovviamente su un Greto così disconnesso come vedremo adesso, che è il tagliamento anche in periodi di secca, non era agevolissimo, insomma. Quindi queste passerelle in legno permettevano un transito un po' più facile. Il traghetto comunque portava 2 carri minimo con cavalli, quindi era una chiatta più che un traghetto, e le cronache del tempo ci riferiscono di un traghetto che si è ribaltato con 50 persone a bordo, di cui 30 morte. Siamo sul Greto attivo del fiume. Se vi ricordate, il 5 novembre ha piovuto un po' e guardate fin dove è arrivato il tagliamento. Quelli sono i resti della corrente. Quindi praticamente lì dove siamo passati adesso, scendendo dalla casa del traghettatore, era tutto sott'acqua. Pensate a quanta acqua c'era. E soprattutto pensate che fino al 5 novembre il braccio principale del tagliamento passava di qua e adesso passa di là. Quindi anche questa è una peculiarità del tagliamento. Come gli gira, va di qua, va di là, a seconda di quello che trova o a seconda di quello che si è portato via. Quindi questo qui è Greto attivo. Infatti anche l'acqua che vedete lì nella pozza, quella qua davanti, c'è corrente perché passa sotto. Il corpo idrico del tagliamento è per metà in superficie e per metà sotto, quindi pensate a quanta acqua effettivamente trasporta il fiume. Date un occhio ai sassi, colore predominante è il bianco, che sono i calcari di cui sono formate gran parte delle Alpi e prealpi Carniche e Giulie. C'è qualcosa di rosso ammonitico ogni tanto, che è quello invece portato dall'Arzino. L'altro giorno ho trovato una vulcanite, che adesso vi faccio vedere, che nel tagliamento non dovrebbe starci, ed è il prodotto di Rio Freddo, le vulcaniti di Rio Freddo, ma Rio Freddo è un affluente dello Svizza, quindi finisce nel Danubio. E questi sono i risultati di un enorme vulcano che stava in Friuli più o meno 200 milioni di anni fa. La strada che saliva in paese era questa. I carri che entravano in paese usavano la strada che vi ho indicato prima. No, questa qui è la strada che ci porta adesso in stazione. Allora, vi faccio entrare a turno, dopo vi spiego di cosa si tratta perché lo spazio non è tantissimo. Però si vedono gli attacchi dei tubi. Siamo nei pressi, siamo sul retro della stazione ferroviaria di Pinzano, inaugurata nel 1912, doveva servire alla linea Sacile-Pinzano-Gemona. Allora, la strada che vi dicevo prima, quella che sale con larghi ampi tornanti, sbuca qua. Se tornate ve la fate e vi rendete conto di quanto arzigogolato fosse la struttura, perché effettivamente in quel poco spazio, superare quel dislivello che abbiamo fatto adesso con le scalette con un carro trainato da cavalli, insomma aveva bisogno di un'infrastruttura importante. La strada della barca, quindi sempre quella che partiva dalla casa del traghettatore, questa qui in mezzo, questo avvallamento praticamente è la sede stradale sempre dell'antica strada della barca. Allora, siamo nel Fronao, parolone, nel porticato della chiesetta della Santissima Trinità, una delle 3 Santissime Trinità che troviamo nella diocesi di Concordia. Le altre 2 le sapete dove stanno? Pordenone
Polcenigo e Pordenone, esatto, sono tre chiese dedicate alla Santissima Trinità, sono tutte e tre su fiumi, Noncello e Divenza. E qui abbiamo il tagliamento, giusto? Quindi le analogie sono tante. Questa qui, come la vediamo oggi, nonostante le ristrutturazioni e il terremoto del 76, la struttura è rimasta tale quale, si sono anche recuperati tutti gli elementi architettonici e storici. Le tabelle, guardatele, sono di una bellezza unica. E questa qui è datata 1741, perché nel 1740 c'è stata l'ultima grossissima alluvione del tagliamento, che si è portato via la chiesetta preesistente, che era costruita un terrazzo più in basso e l'ha praticamente travolta, distrutta. Infatti la popolazione di Pinzano abbia riedificato qui nonostante desolazione e tagliamenti, cioè nonostante la desolazione lasciata dal tagliamento. Quindi 1741 viene costruita qua perché? Perché qui si incrociano varie strade. Era cosiddetto quadrivio, che viene da trivio. Ora trivio nell'accezione più popolare non ha sta bella nomea, e fatto sta che a quei tempi lì i quadrivi, quindi le strade percorse da mercanti, erano anche infestate di briganti, perché non si vedeva l'ora di assaltarne uno. Qui passava, la strada della barca passava proprio in mezzo. Le foto storiche segnano ancora le scie, no? le impronte, i solchi dei carri, delle ruote dei carri. Questa è sempre la ferrovia Pinzano-Casarsa, che dovrebbe essere ripristinata almeno come ciclabile. Non è un problema. L'anello di Valeriano continua di là, praticamente costeggia questo promontorio prettamente conglomeratoso e sbuca su al Borgo delle Mele. Quella che oggi vedete, la cappella di San Severo, era anche questa meta di pellegrinaggi, proprio perché sia entrando a Valeriano che uscendo da Valeriano ci sono queste ancone votive che lasciavano ben sperare i pellegrini, insomma, che non gli sarebbe accaduto nulla lungo il loro percorso. Allora, siamo presso il Comedon, un termine tecnico molto specifico, del Gerchia, che è quello che abbiamo guardato prima praticamente. Adesso praticamente seguiamo per un po' il Gerchia, però è un tratto che a me piace tantissimo, perché ci sono queste ciobare, anche questo è un termine tecnico molto specifico. Noi invece torniamo a Pinzano, perché quella è la nostra meta. È stata veramente piacevole, adesso parte le battute, grazie Tania. A voi per l'ascolto e la pazienza e la partecipazione. Grazie. Non sei stata una sorpresa, sei stata una conferma. Ecco. Però mi fate piangere.